Dimmi tu il via, Roberto. Appunto. Buongiorno e bentornati in diretta dalla Palattina di Motta San Giovanni Lazzaro, in diretta su Futsal TV per il quarto di finale della categoria Under 17 del torneo delle regioni Calcio 5 2024 organizzato dal Comitato Regionale Calabria. Si sfidano Piemonte, Val d'Aosta e Veneto agli ordini della signora Federica Catrambone della sezione di Lamezia Terme, così come il suo collega, il signor Luca Gatto. Al crono il signor Vincenzo Mazza, anch'egli della sezione di Lamezia Terme. Diamo lettura delle formazioni che stanno per scendere in campo. Piemonte Val d'Aosta con 1 Cesari, 2 Grosso, 3 Ferrara, 4 Gagliardi, 5 Amico, 6 Brogliatti, 7 Alves, 8 Cigliuti, 9 Diaz, 10 Longo, 11 Ferraris, 12 Dasoghe. Allenatore è il signor Palma Franco. Risponde il Veneto, 1 Zanotto, 2 Pistoresi, 3 Bonamore, 4 Guariento, 5 Franzoi, 6 Bui, 7 Franceschini, 8 Illotti, 9 Gallocchio, 10 Schiavinato, 11 Busnardo, 12 Nazzari. Allenatore è il signor Andrea Rozzato. Si gioca alla Palattina di Motta San Giovanni Lazzaro, dove circa 30 minuti fa si era disputato il quarto di finale Under 15 tra Calabria e Veneto, vinto dai veneti per 6-5 dopo i tiri di rigore, 2-2 al termine dei 30 regolamentari. Adesso per la categoria Under 17 torna il tempo a 20 minuti effettivi per frazione. Piemonte in maglia rossa e calzoncini bianchi, calzettoni rossi, completamente blu il Veneto. Vediamo i due quintetti, con il Piemonte che vede Cesari in porta, il numero 2 Grosso, il 7 Alves, il 10 Longo e poi il numero 9, il capitano Diaz. A gestire subito il possesso il Piemonte con Longo. La sua Veronica non trova fortuna. Il Veneto invece schierato con Zanotto tra i pali, 5 Franzoi, 9 Gallocchio. Sette Franceschini, mentre nel ruolo di ultimo troviamo il numero 8 Illotti. Il Piemonte a tenere il possesso della palla. Lo scambio tra Alves e Longo non va, riparte il Veneto con Capitan Diaz con Capitan Franzoi, pardon. Poi ancora il Veneto con Franceschini per Franzoi, Franzoi ancora per Franceschini, per Gallocchio per Franzoi. Si va su Illotti, Franzoi, Franceschini, tiene la palla Franceschini, si gira, viene fermato, ma guadagna la rimessa laterale. Lo stesso Franceschini alla rimessa laterale, palla su Illotti, Illotti che scarica sul suo capitano, poi ci ripensa, chiede di andare, non riesce. Il servizio per Franzoi, che a dire la verità non era nemmeno partito. Il Piemonte può rimettere in gioco con Alves, poi Grosso per Diaz,
Diaz per Alves, ancora il capitano Diaz, poi Grosso, ancora Diaz, sbaglia la misura, poi Alves, la palla per il numero 10 Longo, la sua conclusione è strozzata, chiedeva forse il calcio d'angolo, non è così, e riparte il Veneto, tiene palla Gallocchio, si gira, prova ad andare via, guadagna la rimessa laterale, rimessa che batterà il Lotti. Palla per Franzoi, Franzoi per Franceschini, ancora per Franzoi, il Lotti, palla in banda per Gallocchio, Gallocchio che si gira, poi viene fischiato il fallo a favore del Veneto, il primo fallo di questa gara, 17:28 da cronometro. Adesso è Gallocchio che va via, finisce a terra per l'intervento di Grosso, poi ancora il capitano Diaz a tenere il possesso, poi Alves, palla che arriva a Longo, Longo per Grosso, Grosso per Capitan Diaz, ancora Alves, palla fuori, rimessa a Veneto con Franzoi. Franzoi, l'imbucata di Franzoi per Gallocchio e la grande parata di Cesari sulla girata, si è fatto trovare pronto, poi la palla dietro dal calcio d'angolo per il tiro da fuori tentato da Franceschini, palla deviata, palla alta. Nuovo calcio d'angolo, questa volta dalla parte opposta dove Franzoi va a scaricare, poi la palla ancora dietro per Franceschini, tenta di intervenire Gallocchio, il Piemonte invece riparte veloce con Grosso che si trova a tu per tu con Zanotto e lo fredda. Lo fredda e quindi il Piemonte in vantaggio con Grosso, perfetta l'azione di ripartenza del Piemonte Val d'Aosta, concretizzata dal gol di Grosso, e la squadra di mister Palma è già in vantaggio dopo meno di 4 minuti dall'inizio della prima frazione. Franzoi, rimessa laterale a Veneto, palla in banda dalla parte opposta, l'1 contro 1 tentato da Franceschini, poi Franzoi perde nuovamente la palla, Alves la scarica per Ferrara, poi il servizio per Diaz non va e poi lo stesso Diaz che tocca per ultimo, quindi rimessa laterale per il Veneto. Anticipo secco ancora di Grosso, la botta di Grosso, palla fuori di nulla. Il rilancio intanto dell'estremo difensore Veneto con Diaz che riconquista il possesso per il Piemonte, se ne va Diaz in banda destra e guadagna la rimessa laterale toccata da Franceschini. Piemonte ancora in zona d'attacco, Diaz tocca per Grosso, ancora Grosso, va in touche per usare un gergo rugbyistico, guadagna un angolo che va a battere lui stesso, la palla dentro con il tiro di Alves, poi ci prova ancora il numero 7 del Piemonte, bravissimo Zanotto in due tempi ad evitare la rete del 2-0, poi la palla fuori per Grosso, la bordata di Grosso, pochi metri fuori l'area di rigore, intanto esce il numero 7 Franceschini per il Veneto, fa il suo esordio Guariento con il numero 4. Riparte il Veneto, il Lotti, 1 contro 1 di Lotti, poi tentato lo scarico,
mentre la signora Catrambone ferma il gioco, va a redarguire Diaz e Busnardo, che si erano allacciati. Intanto per il Veneto anche Schiavinato con il 10 sulla parquet. Ecco proprio lui che tocca per il numero 11 Busnardo. Veneto che guadagna qualche metro. Brevissimo nell'occasione ancora Grosso, sicuramente il migliore dei suoi fino a questo momento. Guariento, palla per Busnardo, per Schiavinato, ancora per Guariento. Gira veloce il Veneto questo pallone, poi in banda ancora Busnardo. Poi Guariento, scarica per Schiavinato, Schiavinato apre a sinistra per Busnardo, non si chiude poi il triangolo, troppo lungo il servizio del numero 11 per il 10. E il Piemonte nuovamente in possesso di palla con Alves. Palla su Diaz. Diaz per Grosso, che deve allungare la falcata per andare a trovare questo pallone. Poi il Piemonte ancora in fase d'attacco con il suo numero 3 Ferrara. E riparte il Veneto con Guariento, poi Busnardo entra nel campo, perde la palla, Ferrara messo a terra dallo stesso Busnardo, calcio di punizione. Calcio di punizione da 3/4 campo per il Piemonte. Si pareggia la situazione dei falli 1-1, mentre il risultato vede in vantaggio il Piemonte. Il gol di Grosso a 16:30. Lo stesso numero 2 si incarica della battuta di questo calcio di punizione. Adesso a colloquio con il suo portiere Cesari. Vediamo se tenterà la conclusione. Invece arriva lo scarico per Diaz, il tiro velenosissimo del capitano Mateusz Diaz della L84. Palla fuori di pochissimo. Adesso Busnardo, parla per Guariento. Palla che si alza, viene colpita di testa da Ferrara. Ma è il Veneto che può ripartire. Ancora Busnardo. Guariento per Schiavinato, perde la palla, poi il pallone che finisce sui piedi di Gagliardi neoentrato, che non riesce a trovare il modo di calciare. Adesso ancora Diaz in possesso di palla, palla per Grosso, Grosso ancora per il numero 4 Gagliardi, e ancora una volta in pochissimi secondi Gagliardi ha avuto l'occasione di andare in rete e non ci è riuscito. Adesso time out Veneto, ne approfittiamo anche noi per qualche secondo di pausa. Termina il minuto chiamato da mister Rozzato. Veneto che può riprendere le operazioni con Zanotto. Zanotto scarica per Pistoresi, è appena entrato il numero 2, palla per Busnardo, triangolo su Pistoresi, ancora Pistoresi che non riesce a coordinarsi. Era buonissima l'azione veneta con Busnardo che aveva trovato Pistoresi. Adesso il Piemonte già dall'altra parte con Diaz, il capitano in banda destra, palla per Ferrara, poi è Grosso che calcia dalla distanza, palla larga, mentre sono passati quasi 8 minuti, 12:38 da giocare. Pistoresi, la palla per Busnardo che finisce a terra, viene fischiato il fallo a Gagliardi, quindi calcio di punizione per il Veneto. Troppo vigoroso, energico il tentativo del numero 4 piemontese di ritrovare il possesso per i suoi. Palla nei piedi di Busnardo, adesso Schiavinato, Guariento,
largo per Busnardo, ancora il numero 11 in banda sinistra, se ne va a Busnardo, prova a saltare un avversario, attentissimo nell'occasione il Piemonte con Diaz, la scivolata di Diaz, mentre Guariento va a calciare, viene rimpallata la sua conclusione, si riparte da Busnardo per Schiavinato, Schiavinato, il tiro di Schiavinato improvviso, poi la parata di Cesari e poi Guariento che non trova lo specchio della porta, ci ha provato il Veneto senza riuscirci. Ancora la palla su Grosso, in questo caso da pivot, mentre fa il suo ingresso in campo nella Piemonte il numero 5 Amico. Adesso palla veneta con Busnardo a gestire. Sbaglia il servizio il numero 8 Illotti, che ha appena fatto il suo rientro sul parquet. Gagliardi. Ancora Gagliardi, palla su Grosso. Grosso per Amico. Amico contrastato, raddoppiato da Illotti e Busnardo, non c'è calcio d'angolo. Rimette in gioco Zanotti. Aveva rimesso in gioco Zanotto. Veneto resta in possesso di palla. Illotti. Palla in banda, ancora il Veneto che cerca con Franceschini. Perde il pallone, poi Grosso perde anche lui la palla, ancora Franceschini. Viene contratto da Diaz, che ha perso la fascia di capitano nel frattempo. Alves per Grosso, rinviene Gallocchio, poi c'è un tocco piemontese, rimessa Veneto, Franceschini, Illotti, ancora Illotti, poi il tocco di Diaz. Illotti sbaglia la rimessa laterale, palla dall'altra parte, Cesari ha già fatto ripartire i suoi con Diaz che se ne va in banda destra, si trascina però la palla fuori. Metà del primo tempo, 1-0 per il Piemonte, il gol di Grosso dopo 3 minuti e 30. Piemonte che ritrova ora il possesso, Cesari. Serve lungo Grosso, addomestica la palla Grosso, viene raddoppiato, poi riparte Franzoi, Franzoi viene fermato da Franceschini, palla per Grosso, ancora Franceschini, palla per Grosso, il tiro di Grosso, il salvataggio sulla linea e poi Schiavinato. Poi Longo che non riesce per il Piemonte a trovare il varco, azione di Alves che aveva servito Grosso. Adesso è Longo che ha la palla in mano, calcio d'angolo Piemonte. Scodella la palla per il tiro di Grosso, la palla alta sulla porta difesa da Zanotto. Poi è lo stesso Grosso che mette la palla fuori. Riparte l'azione veneta con Franceschini. Franceschini per Illotti, Illotti per Gallocchio. Poi Franzoi per la rimessa laterale. Ancora Illotti, scarico per Franzoi. Franzoi dall'altra parte per Franceschini. Va da solo Franceschini 1 contro 1 con Longo, non riuscito. Il Piemonte può ripartire. Lo stesso Longo. Adesso la palla che arriva ad Alves. Parallela di Amico. Non va. Ancora Longo per la rimessa laterale. Amico. Alves. Palla su Grosso, Grosso la difende, la scarica, ancora per Alves che la mette dietro ma non c'è nessun compagno a seguire la sua azione.
e il Veneto si salva ancora. Pericoloso il Piemonte più volte, sicuramente sta legittimando il gol del vantaggio del Piemonte. Gallocchio, dai e vai con Illotti, non va ed esce Illotti. Cambio nelle file venete perché rientra Schiavinato con il 10. Poi Franzoi che rischia l'autogol, attento Zanotto nell'occasione. Franzoi ha costretto il suo portiere agli straordinari, intanto Franceschini. Palla che torna nei suoi piedi, prova la giocata Franceschini, grosso, attentissimo. Meritatamente va a riposare, rientra Diaz. (7:53 da giocare). Palla su Schiavinato, la botta di Schiavinato trova però la schiena di Alves, si riparte con una rimessa laterale per il Veneto. Palla su Schiavinato, la botta di Schiavinato alta, decisamente alta. Mentre il Piemonte sbaglia questo possesso con Alves. Schiavinato riparte da Franceschini, poi Franzoi, poi Franceschini, poi ancora Schiavinato, intercetta Diaz, prova a ripartire, forse il fallo su Diaz, poi ancora Franceschini che era andato via, intanto viene ammonito Diaz proprio per il fallo su Franceschini. A 7:20. Calcio di punizione per il Veneto. Tanto il Piemonte segnala una richiesta di time out. Quando avrà il possesso e il gioco sarà fermo andrà in time out il Piemonte. 7:20 dall'intervallo. 1-0 Piemonte, gol di Grosso. Franzoi, Franceschini, anzi è Schiavinato, non va l'1-2 di Schiavinato, riparte Longo, la palla per Alves e Zanotto, attentissimo nell'occasione, poi Diaz contrastato da due avversari guadagna comunque una rimessa laterale, azione ottima del Piemonte e quindi come avevamo anticipato time out Piemonte. Ne approfittiamo anche noi per un minuto di pausa. Riparte il gioco con il Piemonte. Alves in possesso di palla in banda sinistra. Tentano due, poi ci ripensa, torna dal compagno Diaz. Diaz prova la botta da fuori, la grande parata di Zanotto. Conclusione velenosissima di Diaz. Ancora il capitano con il numero 9. Palla su Alves. Poi dietro. La fa sua Amico, il tiro di Amico, questa volta debole per Zanotto che riparte con Busnardo solo davanti a Cesari, poi il tiro, la parata e poi ancora il Piemonte che si salva. Il tiro di Bonamore e Amico salva la porta
piemontese. Busnardo, palla su Franzoi, poi Schiavinato, attaccato dal numero 10 Longo, palla in fallo laterale. Busnardo, palla per Franzoi, troppo lungo il servizio per il numero 5. Rimessa laterale, Alves che si incarica di battere questa rimessa, palla su Amico, Amico scarica su Diaz, Diaz in buca per Longo, Longo, il tiro di Longo, ancora Zanotto a dire di no in uscita bassa, ci ha messo il volto. Poi dall'altra parte Busnardo e l'uscita dall'altra parte di Cesari. Angolo Veneto che sta alzando il baricentro in questa fase. 5:33, 5:32 in questo momento al termine del primo tempo, 1-0 Piemonte. Palla forte in mezzo di Busnardo, non va, ancora Busnardo, palla per Schiavinato, Schiavinato, il tiro di Schiavinato, il palo di Schiavinato, trova il palo a dire di no il numero 10 del Veneto. Ancora Schiavinato che rimane in possesso, poi è il Piemonte a riprendere il pallone tra i piedi. Grosso che nel frattempo è tornato sul parquet, poi Longo, 1 contro 1 di Longo che viene messo a terra da Bonamore in modo falloso secondo il signor Gatto di Lamezia Terme. Calcio di punizione per il Piemonte. Conta i passi il signor Gatto, fa indietreggiare il punto di battuta. Il 10 del Piemonte ad incaricarsi di questo calcio piazzato. Il tiro di punta impallato dalla barriera. Piemonte torna indietro ma resta in possesso con Diaz alla rimessa laterale, palla dietro per Grosso, Grosso per Alves, Alves per Diaz, ancora a scambiare i due, poi Alves si gira Longo, prova a saltare il Lotti, non ci riesce, esce Zanotto, fa su la sfera e si riparte da Busnardo. Il Lotti anticipa tutti Grosso, poi la palla per Diaz, il tiro di Diaz, la grande parata di Zanotto. Calcio d'angolo Piemonte. Palla per Grosso ancora, la parata ancora di Zanotto e il Veneto che può ripartire, però sbaglia la misura il Lotti. Cesari per Longo. Grosso, palla su Longo, ancora il 10. Fa buona guardia di Lotti questa volta, poi Busnardo, il tocco di Longo, palla che finisce fuori e si riprende con Zanotto che rimette per Gallocchio, per Guariento che torna sul parquet. Quintetto iniziale per il Veneto, ad eccezione di Schiavinato che è rimasto in campo. Poi è Longo a liberare. Intanto c'è il cambio, fa il suo esordio con il numero 11 Ferraris in questa fase della gara. 3:29 da giocare, 1-0 per il Piemonte, il gol di Grosso a decidere questo quarto di finale Under 17 tra Piemonte e Veneto per il momento. Diaz, palla per Alves, il tiro di Alves che trova sul secondo palo il neoentrato Ferraris. Ed è gol del Piemonte.
3:14 da giocare, 2-0 con Ferraris. Illotti non trova nessuno, completamente sballata la misura del passaggio. Piemonte che può ripartire con Diaz, Grozzo, poi Alves, palla per Ferraris che la controlla male, poi si gira ma riparte il Veneto, palla su Schiavinato, viene fermato da Capitan Diaz che alleggerisce su Cesari, poi Ferraris su Alves che scivola e Zanotto può far ripartire l'azione, poi Diaz di testa e Ferraris in aiuto al compagno. Diaz in una zona di campo dove non ci sono compagni, Zanotto, Gallocchio, 1 contro 1 di Schiavinato su Ferraris, fa buona guardia al numero 11 dei piemontesi. Intanto la signora Catrambone richiama Schiavinato. Rimessa di Cesari nel nulla. Dall'altra parte il signor Gatto, questa volta a richiamare l'estremo difensore del Veneto Zanotto. Palla su Gallocchio, anticipato Gallocchio da Grosso, poi Ferraris sbaglia la misura del passaggio, parte il Veneto con Illotti, lo scarico per Guarianto. Per Bui, non va. Bui su Guarianto, Guarianto la puntata dalla lunga distanza, rimpallata, poi ancora Bui, perde il contrasto con un onnipresente Grosso. Alves, raddoppiato, perde palla, poi la va a recuperare, aiuta Diaz nel recupero di questa palla. Diaz salta 2 avversari, poi forse viene messo giù da Illotti, non riesce il Piemonte a trovare il pallone, poi l'1-2 Alves, Diaz, Alves ed il numero 7 segna ancora. 1:26. 3-0 per il Piemonte, gara che si sta indirizzando. Per il Piemonte, 1:26 da giocare in questa prima frazione. Gol di Grosso, Ferraris e Alves. Veneto che gestisce con Guarianto, Guarianto su Bui, Bui su Illotti, Illotti non trova nessun compagno, riparte Alves per il Piemonte Val d'Aosta. Ancora il Piemonte, poi libera Bui per Gallocchio che si trova tutto solo dall'altra parte davanti a Cesari e lo fredda. 3-1 di Gallocchio. Veneto che riapre la sfida. ...50 secondi al riposo. Ancora il Piemonte a gestire questo possesso. Mentre il signor Gatto richiama Grosso e i due numeri 2, Grosso e Pistoresi. Riprende il gioco con Guarianto in possesso di palla. Palla su Pistoresi. Pistoresi ancora per Bui. Bui su Guarianto. Guarianto
la Palombella che non trova nessun compagno, riparte il Piemonte con Amico si incuna nelle maglie venete senza trovare compagni ed il Piemonte riparte. Grosso gioca con lo cronometro, 10 secondi all'intervallo, palla su Alves, ancora Grosso, intelligente Grosso, guadagna la rimessa laterale. Grosso, palla per Amico, ancora in rimessa laterale, un secondo, 2 decimi da giocare alla Palatina. Piemonte che chiuderà in vantaggio questo primo tempo. Grosso, Ferrari, Alves per i piemontesi, gol di Gallocchio per il Veneto e si va a riposo sul risultato di 3-1. Io restituisco la linea alla regia per questo primo tempo da Massimo Scerbo. Ci risentiamo a breve per la seconda frazione di gioco di Piemonte Veneto Under 17 sul risultato di 3-1 per il Piemonte Val d'Aosta.
Volevamo approfittare invece. Dovremmo andare in mare. Ieri ero quasi tentato verso le 6:30, 7 perché eravamo liberi. Tanto c'era un vento. Siamo tornati in diretta dal palazzetto di Motta San Giovanni Lazzaro per il secondo tempo di Piemonte Veneto Under 17, risultato di 3-1 a favore del Piemonte. Io intanto vi ricordo che i ragazzi e le ragazze che si aggiudicheranno il TDR avranno la possibilità di ampliare le loro conoscenze attraverso un percorso formativo ed esperienziale con le discipline STEM, una piccola rivoluzione culturale lanciata dalla LND. Mentre manca solo la terna arbitrale composta dalla signora Federica Catrambone della sezione di Lamezia Terme, così come i suoi colleghi, l'arbitro numero 2 Luca Gatto ed il crono Vincenzo Mazza, per riprendere le operazioni. Le due squadre sono schierate. Piemonte in campo con 1 Cesari, 2 Grosso, 7 Alves, 9 Diaz, 10 Longo. Risponde il Veneto. Mentre fanno il loro ingresso in campo i 3 direttori di gara. Veneto con Zanotto, 10 Schiavinato, 8 Illotti, 9 Gallocchio, 7 Franceschini. 3-1 Piemonte dopo la prima frazione di gioco. Ricordiamo velocemente le reti: 16:30 Grosso, 3:14 Ferraris, 1:26 Alves. Nel finale poi il 3-1 di Gallocchio per il Veneto.
ci siamo, dovremmo essere pronti per riprendere. Fischia la signora Catrambone, si riprende con il Veneto a gestire il primo possesso. Palla su Longo, Longo si gira, viene fermato, poi Alves ancora per Longo, viene fermato da Illotti. Il Piemonte si affaccia in zona d'attacco, poi decide di ripartire da dietro con Diaz per il compagno Grosso, poi ancora Diaz per Longo che battaglia proprio davanti all'area di rigore veneta, perde questo duello, o meglio la sua conclusione viene comodamente bloccata dal portiere Zanotto. Poi l'azione del Veneto non trova lo sbocco sperato, palla in out con Alves per Diaz per Grosso, ancora per Diaz, palla su Longo, il fallo di Illotti su Longo, almeno così c'era parziale in presa diretta. Il Veneto che riparte e poi Illotti che strozza troppo questa conclusione. Può ripartire il Piemonte da Cesari che è già rimesso per Grosso, poi Alves, poi Diaz su Longo dietro verso Diaz con la Lombardia che ci aveva provato con Gallocchio, poi l'azione dall'altra parte, si allacciano i due numeri 10, Longo è schiavinato, rimessa piemontese. Anzi, calcio di punizione, quindi primo fallo della ripresa a favore del Piemonte, la punizione. Palla su Capitan Diaz, 1 contro 1 di Diaz in banda destra, palla al centro dove non è bravo Longo, poi caparbiamente recupera la palla, va addirittura a concludere guadagnando un calcio d'angolo. Ancora Longo, non va e riparte il Veneto con Gallocchio, il tiro di Gallocchio, ma il signor Gatto fa segno che la palla era chiaramente uscita. Era uscita la palla prima della conclusione di Gallocchio. Diaz è già rimesso per Cesari, Cesari su Ferraris, su Ferrara, ma il Veneto riparte con Franceschini. Franceschini fermato da Diaz. Illotti, ancora Franceschini, non va su Schiavinato ma su Illotti, ancora poi Franceschini, questa volta c'è il fallo di Diaz che era già ammonito Diaz, e infatti il direttore di gara lo espelle perché Diaz era stato ammonito nel corso della prima frazione e viene espulso il capitano del Piemonte. 17:31. Diaz deve abbandonare il campo, espulso il capitano del Piemonte per doppia ammonizione. Piemonte in vantaggio per 3-1 sul Veneto, che dovrà giocare con l'inferiorità numerica. Ci sono Franzoi e Schiavinato sulla palla. Torna il signor Gatto dopo il colloquio con la collega Catrambone. Secondo fallo di squadra per il Piemonte. 2-1 il conto dei falli, 3-1 il risultato per il Piemonte. Sembra Schiavinato
incaricato di battere questo calcio di punizione. Fischia il signor Gatto, parte Schiavinato, il tiro di Schiavinato, palla larghissima. Dall'altra parte direttamente su Zanotto, riparte da Schiavinato. Schiavinato su Frangioi, Frangioi in banda su Gallocchio, di prima la sua conclusione non va. Cesari la rimette in gioco su Grosso, che ha ereditato la fascia di capitano nel frangente, poi Amico su Ferrara. Intanto nel Veneto esce il numero 9 Gallocchio, entra Guariento. Intanto Zanotto fa solo sfera, riparte l'azione veneta con Franceschini. 16:48 da giocare, Veneto ancora in superiorità numerica per l'espulsione di Capitan Diaz. Frangioi, palla per Franceschini, la gira veloce il Veneto, poi Cesari la fa sua. Il rilancio direttamente su Zanotto. Franceschini, Frangioi, Guariento, ancora Franceschini, il gol con Schiavinato che ha servito Guariento e il Veneto accorcia. Guariento a 16:10. A 2 Piemonte, ma il Veneto è definitivamente tornato in partita. Subisce gol il Piemonte, quindi può tornare la parità numerica sul parquet. Adesso Amico, la palla su Grosso e Franceschini che la difende, poi Frangioi. Il Piemonte torna in possesso con Alves per Amico. Alves, Gagliardi che imbuca per Grosso, la tiene in campo Grosso, Frangioi la mette fuori, sarà angolo per il Piemonte. Non battuto bene questo angolo, con Zanotto che parte tutto da solo, poi viene messo a terra, brutto il fallo di Amico su Zanotto. Viene ammonito anche Amico. Fallo di Amico su Zanotto, resta a terra l'estremo difensore del Veneto. Terzo fallo di squadra per il Piemonte in questa ripresa, 15:27 da giocare. Entra in campo anche lo staff medico per soccorrere il portiere del Veneto, rimasto a terra dopo il fallo subito da Amico, che nell'occasione è stato ammonito dal signor Gatto. Ed il Veneto può beneficiare di questo calcio di punizione. Fascia sinistra. Intanto giustamente il cambio nelle fila venete, con Nazzari che entra al posto di Zanotto. Essendo entrato lo staff medico non può rimanere in campo il numero 1 del Veneto. Tanto è Busnardo che si incarica di questo calcio di punizione, il tiro diretto di Busnardo, palla alta.
manca ancora tantissimo. Il lancio di Cesari, la mette a terra Grosso, viene fermato, poi Alves e Amico fa buona guardia. Intanto viene chiamato il controfallo al Piemonte. Alves sbaglia il fallo laterale. Ancora un fallo piemontese, questa volta Gagliardi su Busnardo. Ammonito anche Gagliardi. Piemonte falloso in questa ripresa, ne ha già fatto le spese Diaz, che è stato espulso ormai 3 minuti fa. Sull'inferiorità numerica poi il Piemonte ha subito il gol del 3-2 che permette al Veneto di rientrare in gara. Ci crede adesso la squadra di mister Rozzato. Busnardo e Guariento sulla palla. Parte Guariento, il tocco per Busnardo, il salvataggio sulla linea proprio di Gagliardi. Ottimo il calcio di punizione, lo schema sul calcio di punizione del Veneto. Riparte il Piemonte. Brogliatti con il numero 6 in campo, palla su Grosso, Grosso la tiene in campo, poi ancora Brogliatti, adesso è Franzoi per il Veneto. Guariento 1 contro 1 in banda su Amico che lo ferma ed esce il numero 4, rientra Schiavinato. Palla su Franzoi, la palla dietro ed il Piemonte riparte con Grosso, il tiro di Grosso, la grande parata di Zanotto che nel frattempo è rientrato anche egli in campo. Illotti, Schiavinato, palla fuori, rimessa Piemonte. Grosso gestisce il possesso per i piemontesi. Ancora Alves, palla su Longo messo a terra, poi interviene Brogliatti, ma il Veneto riesce ad evitare il peggio. Calcio d'angolo Piemonte, lo stesso numero 6 Brogliatti, Mattia Brogliatti del Castellamonte. Palla in mano, scarico dietro per Longo, altissima la sua battuta, ci ha provato dalla distanza veramente siderale, non ci è riuscito e poi sbaglia la misura di questo passaggio Schiavinato. Cesari è dritto su Grosso, anzi su Longo si allaccia con Illotti alla meglio, poi Gallocchio viene fermato. Palla che torna al Veneto con Schiavinato, guerra sportiva tra numeri 10 vinta da Schiavinato. Ancora il 10, il servizio per il compagno non va, riparte il Piemonte. Palla su Brogliatti. Adesso Longo, Brogliatti,
Longo, ancora Longo, esce Zanotto, fa sua la sfera. Illotti per Gallocchio, subito la verticalizzazione per il 10 Schiavinato. Il Piemonte libera, palla che tocca il tetto del Palatinà. Si riparte con una rimessa laterale a favore del Veneto. Schiavinato in banda sinistra, prova il numero Schiavinato, se ne va, la palla al centro per Gallocchio, la conclusione, bravissimo Cesari. Palla che gli resta sotto il corpo, uscita bassa precisa del portiere piemontese Maurizio Cesari dell'Orange Futsal. Poi dall'altra parte Longo prova ad impensierire Zanotto senza riuscirci. Il Veneto ha già ripreso con Franceschini. Gallocchio perde la sfera. Longo non è bravo a mantenere il possesso. 3 contro 2, Franceschini. Bravissimo Brogliatti, che poi esce. Poi frettolosa la ripresa del gioco di Franceschini. Il Piemonte ha questo possesso. Rimessa laterale per il Piemonte. Grosso, palla su Alves. Longo, Ferrara, Longo, più un servizio per il compagno che un tiro probabilmente. Ferrara non chiude il secondo palo. Simone Ferrara, anche lui dell'Orange Futsal. Sono 4 i calciattisti dell'Orange Futsal, anzi 5. 1 Cesari, 3 Ferrara, 5 Amico, 7 Alves, 8 Cigliuti. Franceschini per il Veneto a gestire il possesso, poi l'errore di Busnardo, non ne approfitta il numero 2 Grosso. Ancora Busnardo. Alves anticipa tutti, poi non riesce a sfondare. Il Piemonte riparte da Grosso. Grosso si appoggia al proprio portiere Cesari. Il lancio lungo di Cesari per Ferrara. Fanno buona guardia Zanotto e Bui. Zanotto che ha rimesso per Busnardo. Busnardo per Franceschini. Franceschini prova il numero, viene fermato da Grosso. Controfallo fischiato a Busnardo. Siamo a metà esatta della ripresa, mancano 10 minuti alla sirena, con il Piemonte in vantaggio per 3-2 sul Veneto in questo quarto di finale under 17. Busnardo, palla su Bui. Alves risolve la contesa. Il Veneto riparte da Franzoi. Franzoi per Bui. Finisce a terra Ferrara. Si può continuare, dice il direttore di gara. Franzoi. Ancora il Veneto con Bui. Bui perde la sfera, la recupera Ferrara. Ferrara si incunea, mantiene il possesso, forse lo trattiene il pallone. E infatti il signor Gatto fischia il calcio di punizione per il Veneto. Già ripreso il gioco con la palla nei piedi di Busnardo. Poi Franzoi, Guariento, Busnardo. Palla per Busnardo, esce Cesari, spazza.
8:47 da giocare. Palla tra le mani di Cesari, l'estremo difensore del Piemonte rimette in gioco. Adesso il lancio lungo di Alves, forse non trova nessun compagno, anzi era Grosso. Poi lo stesso Grosso va a recuperare palla, transizione offensiva del Piemonte, palla su Alves, ancora Grosso, Grosso il tiro di Grosso, palla fuori. Franzoi per Guarianto, Guarianto su Busnardo, completamente sballata la sua palla. Grosso riprende il gioco per il Piemonte, palla su Amico, poi ancora su Ferraris, riparte con Gallocchio il Veneto, poi viene fermato da Ferrara. In campo contemporaneamente il 3 Ferrara, l'11 Ferraris, adesso è Ferraris ad andare via e ad impegnare severamente Zanotto, che poi in due tempi, anche con l'aiuto di Franzoi, di Guarianto, pardon, riesce a mantenere la porta inviolata. Poi ancora Busnardo per il Veneto, poi Guarianto per Franzoi. 7 minuti e 15 alla sirena. Busnardo, Gallocchio, Franzoi, Guarianto, che centra Guarianto, scarica su Busnardo, Busnardo stavolta su Gallocchio, a buona guarda Cesari, che va direttamente su Ferraris. Ferraris prova a saltare Franzoi, non ci riesce ed è time out. Ne approfittiamo anche noi per un minuto di pausa. Palla al Piemonte, in questo momento nei piedi di Ferraris, che la perde. Schiavinato, il 10 del Veneto, tenta di mantenere il possesso, di rendersi pericoloso, non ci riesce. Cesari è già rimesso per Ferraris, palla troppo lunga direttamente tra le mani di Zanotto. Schiavinato, Franceschini, Schiavinato dall'altra parte per Franzoi, Franzoi che torna da Franceschini in banda sinistra, prova l'1 contro 1 Franceschini su Amico, poi ci ripensa, torna dietro da Schiavinato. Schiavinato, la botta da fuori di Schiavinato, rimpallata la sua conclusione. Il Piemonte riparte con Grosso, finisce fuori la sfera. Si riparte con il Veneto proprio sulla linea di centrocampo a riprendere le operazioni di gioco. Schiavinato, ancora l'1 contro 1 in banda di Schiavinato, torna dietro da Franceschini. Il 10 su per il 7, ancora Franceschini, ottimamente fermato da Amico. Palla in fallo di fondo, rimessa a Piemonte con Cesari che ancora una volta lancia lungo su Ferraris.
anticipato da Franzoi, poi Gallocchio la mette a terra, serve Franceschini. Franceschini tenta di accentrarsi, poi scarica su Schiavinato. Schiavinato in banda destra per Gallocchio. Gallocchio alza la testa e serve di nuovo Schiavinato. Poi Franzoi, salta un uomo Franzoi, non il secondo. Ferrara nell'occasione e viene punito il tentativo di Ferrara. Quinto fallo fischiato ai danni del Piemonte. Terminato il bonus falli del Piemonte, prossimo sarà tiro libero, 5 minuti e 06 da giocare. Schiavinato e Gallocchio. Parte Gallocchio, la botta forte di Gallocchio, poi Schiavinato. Palla alta. Veneto che ci sta provando, meno di 5 minuti al termine della gara, 3-2 per il Piemonte. Ferrara, chiuso da Franzoi. Ed è time out. Ne approfittiamo anche noi per fermarci. Termina il minuto chiamato da mister Rozzato. Riprende il gioco il Veneto con Busnardo per Franceschini, ancora per Busnardo. Franceschini, portiere di movimento intanto per il Veneto. Guarianto ha indossato la casacca, anzi la maglia del portiere di movimento. Poi Franzoi viene fermato. Palla su Guarianto. Guarianto per Franceschini, Franceschini per Busnardo. Pressato adesso da Longo. Poi Guarianto per Busnardo. Palla in banda su Schiavinato che non trova il varco. Poi lo stesso Schiavinato, il calcio verso la porta. Blocca Cesari e calcia verso la porta, non trovandola per pochissimo. Poi mezzo pasticcio qui della Piemonte tra le proteste venete. Minuti concitati, ovviamente posta in palio alta. La coppia arbitrale decide di non sanzionare il Piemonte con un fallo. Si riparte con la rimessa laterale per il Veneto. Guariento che è rientrato al posto di Zanotto come portiere di movimento. 3 minuti e 45 in questo momento sul cronometro. Franceschini, Busnardo, Guariento.
Busnardo gestisce il possesso il Veneto, palla per Franceschini, dall'altra parte per Guariento per Franceschini, giro palla Veneto, poi Grosso che ferma Schiavinato, palla ancora dietro per Busnardo, serve pazienza in questo frangente. Intanto Alves recupera la palla, la calcia direttamente fuori. Franzoi, Busnardo, Franceschini, Busnardo, ancora Franceschini, Busnardo, gira dall'altra parte per Guariento, il tiro di Guariento di punta, trova Cesari attento, angolo per il Veneto, Schiavinato, Franceschini, ancora Schiavinato, palla dietro per Guariento, il palo di Guariento, Veneto vicinissimo al pari, clamoroso palo di Guariento, ma anche clamorosa sarebbe la rimonta del Veneto sotto di 3 reti. E ora sul 2-3 a 2 minuti e 30 dal fischio finale, dalla sirena. Amico, palla su Grosso, Franzoi che anticipa Longo e riparte, poi la rimessa è veneta, portiere di movimento ancora per i veneti, sempre Guariento con la maglia verde, Franceschini, Busnardo, Franceschini, Busnardo, ancora per Schiavinato, palla in mezzo sbagliata, Busnardo difende questa palla dall'attacco di Longo, poi non c'è la distanza, chiedono il giallo i veneti, accerchiano l'arbitro, la signora Catrambone, molto fredda nell'occasione, non fischia alcun fallo, riprende già il gioco Schiavinato, Franceschini, Busnardo, Guariento, porta vuota, Piemonte che attacca con la porta vuota, non si rende conto Longo, non riesce a servire Alves e riparte il Veneto ancora una volta con Guariento, portiere di movimento, poi guadagna questa palla Amico, non la controlla bene, Busnardo, Guariento, 1 minuto e 15 secondi alla sirena, Franceschini, la palla dentro, il Piemonte si salva ancora, Guariento e Alves, la mette in fallo laterale, poi il Veneto riprende le operazioni con Busnardo a gestire il possesso, poi Franceschini in banda per Guariento, per Busnardo, ancora Guariento, palla a sinistra per Franceschini, in banda su Schiavinato, poi ancora Guariento e l'intervento di Cesari, calcio d'angolo Veneto, palla che esce per Busnardo, Schiavinato, Franzoi, palla nelle mani di Cesari e il gol del portiere del Piemonte. Gol del 4-2 quando mancano 33 secondi dal termine di questa gara, gol che probabilmente chiude i giochi. 33 secondi da giocare, Piemonte 4, Veneto 2. Veneto che ovviamente resta con Guariento come portiere di movimento, mentre il cronometro corre velocemente, ormai 22 i secondi che separano il Piemonte dalla semifinale nella categoria Under 17. Guariento sbaglia il passaggio,
Ancora il Piemonte trova il gol, ancora il Piemonte a 12 secondi con Alves. Questa volta sì che i giochi sono chiusi. 12 secondi dalla fine, Alves segna il gol decisivo. 5-2. E si arrende la Lombardia, finisce così, scorre il cronometro in attesa della sirena. Il Piemonte batte 5-2 il Veneto, pardon. Piemonte in semifinale nella categoria Under 17, 5-2 al Veneto. Gol di Grosso, Ferraris, Alves, Cesari e ancora Alves per il Piemonte. Gallocchio e Guariento i marcatori veneti. Dunque Piemonte in semifinale, superato il Veneto per 5-2. Io ringrazio la regia di Roberto Attenni. Dalla Palattina di Motta San Giovanni Lazzaro è tutto. Ripetiamo, il Piemonte batte il Veneto per 5-2 e vola in semifinale nella categoria Under 17. Da Massimo Scerbo è tutto, linea che torna alla regia.